La guerra la fanno gli uomini, ma la perdono le donne, che devono restare a casa e mantenere in vita la loro propria famiglia. Buongiorno, mi presento, io sono Nicolò e oggi sono qui per spiegarvi il significato del titolo del libro Fuori fuoco. Come mai si chiama così? Subito adesso ve lo spiego. Dato che nelle immagini di guerra tutte le cose in primo piano sono sempre gli uomini che la combattono, questo libro serve proprio a rappresentare le cose che sono fuori fuoco, ovvero le donne che la subiscono ogni giorno, che hanno paura che il marito non torni a casa, i figli sono partiti al fronte e così. Questa storia è ambientata in Friuli, dove la protagonista Giole e sua sorella Mafalda devono ritrovare dei parenti perduti tempo prima per scappare alla guerra. Loro madre verrà poi anche arrestata ingiustamente e avranno solamente l'aiuto della loro zia acquisita. Nel libro l'autrice Chiara Carminati ha deciso di mettere delle immagini della guerra oscurate con una didascalia sotto per far immaginare al lettore le cose che ci sono fuori fuoco. Come dice Nicolò, io invece sono Giordano. Nel 1917 in Friuli c'era la guerra, quindi i fratelli e il padre di Iole e Mafalda, che erano appunto partiti per il fronte, restano delle figure marginali nel racconto. Quando la madre venne ingiustamente arrestata, Iole e Mafalda rimasero sole e andarono dalla zia a vivere. Dopo un po' di giorni partirono alla ricerca dei loro parenti, della nonna in particolare. Altro grande personaggio femminile, le vicende di questi anni difficili permettono a Iole di crescere in fretta e di diventare adulta, trovando la sua strada per il mondo. In questo libro si parla della guerra dal punto di vista di chi non la fa. Iole ha un suo punto di vista della guerra, dato che non si trova proprio sul fronte, che anche esso resta fuori fuoco.